So sindacos confederales e CGL Cisle Huila hanno convocato i stadi generali e chi hanno fatto in Nugoro martischi veniti prova a dare desormilli problema dess'isula. Stata a discutere mescamente della situazione del territorio di Nugoro che in questo tempo si sconoscendo una crisi mai vista che non risparmia da mancuno comparto produttivo. L'assemblea è stata presentata a questo Manzano in sintesi di una conferenza in stampa del segretario provinciale generale del CGL Salvatore Pinna, Cisle Michele Vele e Will Felicina Corda. Sul numero della crisi su Nucraroso, sa disoccupazione generale este a su 25,3%, prosor giovanoso este peius puru, este a su 40%, a su 50 prosar feminasa, su tasso di occupazione sta su 50% e este sempre artu su numero desas aziendas che sunt tancande. A questo si deve tannangere chi sa popolazione este sempre spurvezza e dunque sa prospettiva escussa de dispopolamento. Sa spessone chi ana a barrare ca l'ani seperau o ca non pode ne atteru sun sempre plus poveras. Minimande su numero de scassi integrauso, ma non che narrare che esas aziendas hanno torrao a assumere, ma che sono accabande sos ammortizzadores sociales e dunque un upore de famiglie hanno a barrare senza reddito. Sul territorio di Nugoro oramai est un locu de pensionauso e si stato sta abbandonando esas comunidades, tancando scolas, postas, presidios sanitarios e minimando esas forzas dell'ordine. Considerato tutto questo, sos sindacaus confederales hanno deciso di apperrere esa avvertenzia desa Sardigna de Mesu e procussus o segretarios o apprettano a giunta Pigliaru a apperrere un confronto che su governo nazionale pro riconoscere come area de crisi a Sardigna de Mesu che in sasi specificità de suasa. Su centro servizios pro su traballo desa provincia de Nugoro a tammaniau su primo addobbio proprio in Nugoro pro su programma Flex Security che ha tas obiettivo de regolamentare progetto de tirocinio kin voucher e bonus occupazionales. S'addobbio este prosor disoccupau residentes in Sardigna che sono stati inserioso in un elenco apposito e non pode neppur godire desos ammortizzadores sociales. Custu Manzano di fattisi in s'addobbio vat in sa sala consigliare desa provincia bivini sos ex iscrittos su CSL de Nugoro inseriosi in s'elenco desor destinatario desavviso pubblico Flex Security 2014 che in su 2015 che sono stati orvocaur da esos chi pode impiccare sa mobilità in deroga. Sor funzionarios de su CSL hanno vedau de su progetto che previditi tirocinio de inserimento e reinserimento che sanno podere vachere in aziendas privadas. Non a essere un rapporto di traballo e non dà diritto a una forma di retribuzione, ma su tirocinante ha diritto a un voucher de 600 euros a su mese pro massimus ermeses. S'obiettivo est questo de permettere a su traballadore che ha perdio qualesi sia ta forma de ammortizzatore sociale de entrare in un'attività professionale nuova pro si poter inserire impresse in su ciclo produttivo. S'azienda che decide de ospitare un tirocinante de petare a su manco uno dipendente a tempo indeterminato. Un'altra possibilità de chi data su progetto est su bonus pro assunzione de un traballadore che ha fatto su tirocinio o no. Su bonus dipende dai quanto dura su contratto. Pro un contratto de un anno este de 4.000 euros, pro prur de 12 meses este de 6.000 euro, mentre in caso di assunzione a tempo indeterminato este de 7.500 euro. Sar dimandas pro sar richiestas de bonus occupazionales si poden presentare dai prima die de lampadas su 30 de tribulas. Sacol diretti este torra pronta a guerrare contro la regione. A pustisi desa protesta desa chi da colada in Nugoro prosa mancata in spesa di 250 milioni di euro de fundos comunitarios, s'assoziu questa volta bisa sa regione che bessa possibilidade che sos agricoltores non podano incassare sos 30 milioni di euro de indennità compensativa casu bando galo non esti stato pubblicao. Di attessere un disaccato per un settore zai agutiperao prosor mancaos premios comunitarios che in costate in ritardo questa volta puru proneche desa burocrazia su comparto a essere difficile chi si sarvete. A lunare resta Battista Cualbo, presidente regionale Coldiretti. Sa regione depete intervennere diretto, tocca de pubblicare su bando prima che sia troppo tardo, sas aziendas non si lo podene permettere. Noi si chi schimmus commenteste sa situazione in campagna ischimmus chi prometas di attessere sa morte sicura. Secondo sa Coldiretti Sardigna si depete intervennere diretto che senza zettare sa autorizzazione de Bruxelles che rispetto a sos annos passato
caso non battà più modifica de sostanzia che l'udian podere bloccare duncasa pedimmusu chi su bandusi a pubblicau su Mattessi anna su direttore desa Coldiretti Sardigna Luca Saba a su manco tutelamus as aziendas un'attera cuntierra duncas intre Coldiretti e regione chi s'annanghete a tutto das atteras. Una mostra per onorare un docente che ha traballato 30 anni in Istituto Superiore Francesco Ciusa de Nugoro. Professor Ferdinando Medda, di Fattisi, quest'anno si è andato in pensione e su Collegio des Docentes Istituto, diretto dal professor Francesco Cucca, ha deciso di ammaniare una manifestazione pubblica per onorare chi ha dedicato su bonu desa vida sua a si scuola per imparare a suoi studenti so secretor desas tecnicas artisticas. Procusso hanno fatto una mostra prova che erviere a suoi studenti e a suoi docentes e parte desa produzione artistica del professor Medda e dei suoi studenti suoso. Professor Medda, naschiu in Serramanna, ti insegnava in Medas Istituto desa Sardigna prima di arrivare a Nugoro in su 1980 Chimbe, in cui su chittando vitis Istituto de Arte. In sa didattica, ma vinas in su percorso artistico personale suo, se sti ispirau a su sentidi identitariu, ligau a si storia predale a sa cultura de s'isula in totus as espressadas suas, elaborande temas anticos in crae moderna. Un esempio unus as panderar desas priorissas o sos simbolos sacros. Sa mostra a tabarrare aperta vinces a su 21 de maio, una bella vaina duncas accusa dell'Istituto Ciusa che aperiti a totus un momento privau che a sa pensione di un insegnante che ha rappresentau un canto desistoria desistituzione scolastica. Lasare l'ultimo posto del girone A des Italian Softball League è l'obiettivo del Nugoro Softball, che crasi in su campo de Viale Mannironi a tagliocare che in su Legnano, quarto in classifica. San Nugoresa s'allenada da Clay Rodriguez, sapadu colau ampasau, e hanno approfittau per sammaniare in sa mezz'urmanera sus impinnus invenientes in campionau. Su Nugoro Softball, finas a Como, a tagliocau de che partias a 2 vintas che in su Carone che in su Rovigo e 8 perdias. Meda sunn'istadas sas partias bene iocadas, ma a dolumannu che impacco spuntor balanzaoso. Come sta arribada ora de mudare passo e de lasare l'ultima posizione in classifica, fino a scasa formazione ammaniata desa sociedade, permittiti de poter mezzorare. Sardua riocadoras cubanas a Maybelis Iglesias, Merlis Gonzales e Ambra Collina sono in grado di animare su gruppo e de boccare a pizzus a valentia de tottusu, a cominciare desa partia che in San Lombardas a chi tancata su girone de andata. Su Legnano di fatti s'ha vinto 3 garas e da perdiusette e dunque su Nugoro Softball pode vincere. Prosucchi per tocca su campionau in generale su girone A viete su bollate primo vincende tottus ar garas. Secondo su Ribo Softball desas campionessa d'Italia chi de partias anda vinto 8.